Oggi presentiamo i lavori delle classi terze medie di Castel Goffredo, lavori che sono iniziati con le conferenze di novembre per ricordare la Grande Guerra e oggi vediamo i loro lavori che sono giornali storici, giornali da mettere online e un video prodotto sui fatti di San Benedetto Po e la storia invece di Maria Pink e altri 5 bambini viennesi che erano stati accolti dalle famiglie di Castel Goffredo nel 1920. Abbiamo tradotto in un linguaggio più accessibile alcuni articoli, mentre altri li abbiamo tenuti con il linguaggio proprio il lessico di quel periodo e ne abbiamo realizzati dei disegni che drammatizzassero la storia. In più hanno fatto un'operazione ardita ma grande, sia i ragazzi del video che i ragazzi dei giornali, cioè di mettersi dal punto di vista di queste persone. E sono risultate cose non scontate e di una maturità secondo me apprezzabile ai ragazzi di 13 anni. È stata una bella esperienza, ecco, ed è un modo magari di far conoscere storie sommerse ed una storia che non è solo quella dei libri che loro prendono in mano in classe, ecco. Sono certo che questa piccola mostra, che non rimarrà per molto tempo disponibile e visitabile, comunque otterrà un eccellente risultato di pubblico, ma soprattutto sono certo che abbia già prodotto un risultato importante in voi, che avete imparato qualcosa di più. Siamo andati nello specifico con la madre della signora Bignotti, che era una dei bambini di Vienna, che è venuta appunto da Vienna qui per rifugiarsi dalla guerra. Abbiamo prodotto un video con tutte le immagini degli articoli e con delle nostre riscritture, cercando di immedesimarci nei loro panni e di raccontare la loro storia.